Amici di Niceto TV, buonasera. Oggi pomeriggio siamo in una chiesetta deliziosa di San Pier Niceto, una chiesetta del XVIII secolo dedicata a San Rocco. Non sono sola, come vedete, ma insieme ad un folto gruppo, padre Francesco riconoscibilissimo e i membri del comitato dei festeggiamenti di San Rocco. Allora, io darei la parola intanto a padre Francesco perché sapete amici c'è un calendario ricchissimo, un calendario di eventi religiosi ma anche ricreativi e adesso padre Francesco ci spiegherà gli eventi e ci dirà qual è il programma religioso e poi passeremo a tutti gli eventi ricreativi che ci sono in programma e conosceremo questo folto gruppo che costituisce il comitato. Vedrete già dei volti noti ma anche dei giovani, quindi ci faremo spiegare tante cose. Allora, padre, siamo già addirittura di arrivo per l'inizio dei festeggiamenti di San Rocco. Ci spieghi un po' il calendario degli eventi religiosi e invitiamo i nostri amici così anche a partecipare. Bene, la festa di San Rocco, il suo giorno è il 16 agosto, come sempre, come ogni anno. È il giorno della festa liturgica. Ma come da tradizione la processione avviene nella domenica seguente. Quindi abbiamo giorno di 16, festa liturgica, giorno 18, la domenica della festa e della processione. La vigilia della domenica della festa è sempre preceduta dai primi vespri e i primi vespri sono preceduti dai 9 giorni della novena di San Rocco, che ha inizio proprio domani, giorno 8 agosto, che nei disegni di Dio coincide con l'anniversario di ordinazione sacerdotale del nostro viceparroco, padre André. Quindi daremo inizio solennemente alla novena di San Rocco con questa celebrazione presieduta da padre André per rendere grazie per i suoi 9 anni di vita sacerdotale e per augurare a lui di essere sempre un sacerdote secondo il cuore di Dio. Quindi grande concelebrazione domani, giorno 8. Poi che ora, padre? A che ora sarà la celebrazione? Alle ore 18:15, come ogni sera, ci saranno il rosario, le preghiere a San Rocco, alle 19 la Santa Messa. Qui nella chiesetta di San Rocco, Qui, diciamolo ai nostri amici così verranno numerosi. Certo, domani sera presieduta da Padre André, le altre sere ci alterneremo, a volte c'è Padre André, altre volte ci sono io. Di tutti questi giorni vorrei segnalare alcuni giorni in particolare e precisamente giorno 14, vigilia di Mezzagosto, la messa sarà celebrata qui nella chiesa di San Rocco, sempre alle ore 19. E durante questa messa faremo anche una cosa particolare. Tutti i fedeli che hanno una preghiera, un'invocazione, un desiderio, vogliono pregare per se stessi, per scoprire la propria strada, per chiedere aiuto al Signore, oppure pregare per una persona cara, ammalata, per una qualunque intenzione. Giorno 14 la possiamo portare durante la Santa Messa, scritta in un foglietto di carta, e durante quella celebrazione avverrà che bruceremo questi foglietti di carta con le nostre intenzioni, le nostre invocazioni in un braciere. Praticamente vogliamo chiedere al Signore che esaudisca la nostra preghiera per intercessione di San Rocco. A dire la verità, le nostre preghiere, le nostre invocazioni le presentiamo sempre, a ogni messa, ma quella sera lo vogliamo fare in una maniera particolare e questo è il 14 agosto alle ore 19, Santa Messa, dove presenteremo le nostre invocazioni per intercessione di San Rocco. Avevo già detto che il 16 è il giorno della festa liturgica e allora vorrei invitare ad essere presenti tutti quelli che portano il nome di San Rocco, no? Perché penso che è il modo più bello di festeggiare l'onomastico, ritrovarsi in chiesa,
tutti insieme, guardando a San Rocco come modello della nostra vita. Perché quando i nostri genitori ci hanno dato il nome, hanno pensato di donarci un santo come modello di vita. Chi si chiama Rocco guarda a San Rocco. Quindi vorrei invitare fortemente tutti quelli che si chiamano Rocco ad essere presenti. Ricordiamo ai nostri amici, giorno 16, la celebrazione. Quante celebrazioni ci saranno? Ecco, giorno 16 ci sarà una celebrazione al mattino alle 7:30 e una la sera alle ore 19. Ed è proprio a questa la celebrazione alla quale invito tutti quelli che si chiamano Rocco ad essere presenti. E poi, l'avevo già detto, alla vigilia della domenica avremo i primi vespri, sempre alle ore 19, quindi tutte le sere della novena c'è la Santa Messa, alla vigilia i primi vespri alle ore 19. E poi la domenica della festa tutte le messe saranno celebrate qui nella chiesa di San Rocco, quindi la messa al mattino alle 7:30, la messa delle 11 e poi la sera la messa è anticipata di un'oretta perché poi seguirà la processione per le strade del nostro paese. Quindi comincerà non alle 19 ma alle 18? Ma alle 18, sì. Ecco, questo è il programma religioso che sarà un programma solenne se ci sarà una bella partecipazione, perché la solennità è data dalla partecipazione, non è data dai canti o da chissà quale altra cosa, ma siamo noi più presenti, anche quelli del comitato, siate presenti alle celebrazioni, no? Perché è così, con la nostra presenza, che rendiamo solenne ogni celebrazione e diamo veramente onore a San Rocco. Grazie padre, e allora ricordiamo a tutti i nostri amici che da domani comincerà la novena e di essere presenti in particolar modo giorno 16 alle ore 19 in cui ci sarà la presentazione delle intenzioni e venite per la processione e la celebrazione alle ore 18 e a seguire la processione per le vie del paese. I festeggiamenti di San Rocco, come abbiamo detto prima, riguardano non solo gli eventi religiosi, ma anche eventi ricreativi di cui si sta occupando questo solerte comitato, cari amici. Allora, sono tanti. Io passerò il microfono, lo si presenteranno e ci diranno anche sia la vecchia guardia del gruppo, sia le nuove persone, i ragazzi, perché hanno ritenuto importante far parte del comitato, perché impegnarsi così tanto, perché sappiamo che insomma la preparazione è impegnativa. Allora, cominciamo da Antonio, ho già spoilerato il nome. Buonasera a tutti, buonasera amici di Niceto TV, sono Antonio Cicciari, faccio parte del comitato di San Rocco da circa 10 anni. La mia partecipazione nel comitato di San Rocco è nata perché assieme agli altri componenti il signore che è accanto a me è vicino di casa mio, l'altro signore, Antonio Bonarico, che è di rimpettaio di casa mia, e così tutti gli altri. Niente, siamo un gruppo di amici che abbiamo deciso di spenderci per San Rocco, per dare la possibilità a questo rione di fare una festa, di avere una festa che possa essere ricordata sempre nel tempo. E noi ce la stiamo mettendo tutta ogni anno, e come potete notare da un paio di anni a questa parte il livello della festa va sempre alzandosi, e noi speriamo che il livello diventi sempre più alto. A tal proposito voglio solamente dire che il comitato non è che si occupa solo della programmazione e realizzazione degli eventi civili, però il comitato sta facendo anche
una campagna, perché il nostro sogno è quello di realizzare un nuovo campanile e stiamo raccogliendo dei fondi non solo a San Pierniceto, ma anche in America con il nostro componente di comitato Pietro Famà, che sta raccogliendo dei fondi. Ci sono i fedeli che danno delle donazioni per poter speriamo presto, tu sai benissimo che ci vogliono molte autorizzazioni, però noi ci stiamo muovendo con la curia, con il vescovo, e quindi siamo a buon punto. Non voglio dire che domani oppure che fra 6 mesi abbiamo il campanile, però noi ce la stiamo mettendo tutta, ma soprattutto ce la stiamo mettendo tutta perché una cosa importante era un sogno anche della signora Maria, che aveva pure lei voleva vedere realizzato, che ora purtroppo non c'è più, però che voleva pure lei realizzato questo sogno, e noi faremo sicuramente di tutto per portarlo a compimento. Niente, ora passo la parola agli altri e poi la riprendo per spiegare gli eventi. Però una cosa è certa, che l'unione fa la forza. Siamo un gruppo, non c'è bisogno che lo dica io, siamo un gruppo unito che ci prefissiamo un obiettivo e dobbiamo raggiungerlo. E così penso che l'abbiamo dimostrato molte volte. Comunque passo la parola a Melino Mazzù. Buonasera a tutti, sono Carmelo Mazzù e è da circa 20 anni che sono qua con il Comitato San Rocco, insieme a Giuseppe e ad Antonio, che eravamo i primi, e poi si sono aggiunti gli altri amici a darci una bella mano. Bene. Buonasera. Conosciamo gli altri membri? Devo stare sopra Padre Francesco. Buonasera, sono Katia Catanese e faccio parte del comitato da circa 5-6 anni. Cosa ti ha spinto a Vabbè, far parte del comitato? allora, il mio legame verso San Rocco c'è sempre stato da quando sono piccola, perché i miei nonni abitano qua, mia nonna mi portava qua a messa, poi all'età di 10 anni ho iniziato a cantare qui nel coro, e quindi da lì è sorto questo amore verso San Rocco. Poi circa 6 anni fa Antonio Bonarrigo mi ha detto: perché non ti unisci al comitato? Gli ho detto va bene, quindi da allora anch'io faccio parte del comitato, ecco. Bene, complimenti. Salve, sono Antonio Bonarrigo e, come ha detto Carmelo, è da circa 20 anni che faccio parte del comitato e niente, come ha detto l'avvocato, ci impegniamo per la buona riuscita della festa. Negli anni l'avvocato ha dimenticato di dire che ci siamo occupati del restauro della statua, della cura della chiesa di San Rocco, insieme a Marcantonio, a Carmelo, la pitturiamo, a Pietro Milicia, che è il mio ex datore di lavoro. Tutti insieme in forma gratuita ci occupiamo proprio di questo, quindi cerchiamo di, come ha detto l'avvocato, di occuparci un po' di tutto, ecco, sia della festa e sia pure di quello che è, diciamo, il campo religioso, ecco. Volevo ringraziare tutti e ci vediamo presto con i festeggiamenti. Buonasera a tutti, mi chiamo Marcantonio Delia e io sono un novello perché da circa 5 anni che faccio parte del Comitato di Santo Rocco e sono qua perché sono stato invogliato da amici e mi sto prodigando per dare il mio contributo per far sì che la festa migliori, come ha detto l'avvocato, di anno in anno e niente, e speriamo di riuscirci sempre. Passo la parola al mio collega. Sono Pietro Famà, vengo dagli Stati Uniti, vengo tutti gli anni, sempre come un mesetto. Anche io fa 5 anni che sono con il comitato e sto facendo del tutto per poter raccogliere tanti soldi per poter fare il nostro sogno, il campanile di Santo Rocco.
Buonasera, sono Giuseppe Anastasi e da circa 20 anni pure che faccio parte di questo comitato. Ci impegniamo ogni anno a migliorare questa festa e soprattutto la facciamo perché siamo nati qui sotto la chiesa praticamente. Buona serata, passo la parola ad Antonio. Buonasera, sono Antonio Paone, anch'io da circa 13 anni faccio parte di questo comitato. Ero poco più che un bambino quando mi sono unito a loro, ma comunque ho frequentato la chiesa sin da bambino con la signorina Maria e sono legato a San Rocco e a tutto il contesto che lo circonda. Buonasera, sono Elisa Maimone e faccio parte del comitato di San Rocco. Buonasera a tutti, sono Cristian Mazzù e faccio parte anch'io del comitato per la festa di San Rocco. E questo amore è nato grazie a mio papà e per questo gli dico grazie. Allora, grazie, ed è stato bellissimo anche questo momento perché veramente... C'è il papà che si è sciolto tutto. Ecco, è stato bellissimo ed è di esempio, anche può essere di esempio a tanti amici che ci seguono. È proprio bello che i figli seguano i genitori anche nelle proprie passioni e nel tempo, nel hobby non lo possiamo definire, però negli impegni extra lavorativi ed extra familiari. Io vorrei fare una domanda, scusate se io passo, al signor Pietro, che insomma il suo accento americano era evidente e noi siamo stati tante volte fermati da persone di San Pierniceto che vivono fuori, ci è capitato anche Montreal, adesso conosco io lei perché Giuseppe insomma la conosceva pure prima, conosco lei che vive pure negli Stati Uniti. Fuori, lei conosce altre persone che sono di San Pierniceto e sono immigrate? Sì, ci sono dove abito io, c'è tanta gente paesane che hanno emigrato negli Stati Uniti e vengono anche qua quasi tutti gli anni come vengo io. E questa cosa è bellissima perché veramente Niceto TV serve anche a questo, a far sentire le persone che sono lontane, a farle sentire in linea e vicine al proprio paese di origine. Quanto tempo fa lei è emigrato? Io avevo 14 anni. Insomma, una vita fa. In America 55 anni. Bene, bene, pubblicizziamo allora anche Niceto TV con tutti gli amici in modo che arrivino anche le notifiche. Mi ha chiesto la parola Antonio. In effetti noi, tutto il comitato da solo non potrebbe fare tutto. Accanto a noi che ci segue sia, come si dice, sia logisticamente e sia economicamente, ci sono circa 20 altri ragazzi diversamente giovani che ci aiutano sia in tutto il leader della festa e sia economicamente con un sottocomitato. Sembra, questa parola è un po' bruttina per me, però è diciamo un supporto, ecco, un supporto che ci aiuta notevolmente, come si dice, una sesta marcia, ecco. Va bene? Li volevamo ringraziare ad uno, però già è tardi, quindi facciamo prima ringraziarli tutti come se siamo noi, ecco. Va bene? Grazie. Grazie a te Antonio e ringraziamo questo comitato parallelo, ecco, non un sottocomitato ma il comitato parallelo che vi sostiene in tutti i preparativi. Come ha detto Antonio e lo ringrazio per averlo sottolineato, voi fate gruppo, intanto è bellissimo che vi sostenete, vi presentate a vicenda, cioè uno presenta l'altro ed è bellissimo questo. Il problema è che siamo nati e cresciuti assieme. Infatti, ecco, si vede che siete veramente uniti e lo ringrazio per avergli,
arrivo subito, lo ringrazio per aver sottolineato che il vostro impegno non è soltanto legato, cari amici che ci seguite, ai festeggiamenti di San Rocco, quindi i tempi di preparazione della festa e dei festeggiamenti civili, ma c'è questa mission della costruzione del campanile che non riguarda soltanto voi, ma riguarda tutta la comunità, perché stiamo parlando di un bene che appartiene alla comunità, perché ogni chiesa appartiene alla comunità, e quindi perché noi facciamo chiesa e quindi abbiamo fatto, ecco, un po' un collegamento. Adesso Antonio, a te la parola per declinarci tutti gli appuntamenti ricreativi dei festeggiamenti in onore di San Rocco. Prima di iniziare con l'elenco dei festeggiamenti, volevo solamente ricordare, come ha detto Antonio Bonarigo, lui non è che è un comitato parallelo, è un comitato cioè nel senso tutti, sia quel comitato che noi, remiamo dalla stessa parte per realizzare una festa grande, e non solo la festa, ma anche per realizzare, quando abbiamo realizzato restaurato la statua di San Rocco, oppure anche il fatto il fatto del campanile. Ecco, questo, cioè, non ci sono divisioni, c'è l'unione, come ho detto prima, l'unione fa la forza. Dopo questa parentesi, ora dico quali sono i festeggiamenti. Devo dire che c'è una settimana di festeggiamenti. Vabbè, inizio con l'elenco dei festeggiamenti, che quindi si inizia il lunedì 12 agosto con l'Allegria Zio Salvo Bimbilandia, e all'interno di questo spettacolo ci sarà l'esibizione dei giocolieri Lumière. Poi un altro evento importantissimo è il San Rocco Ethno Folk Festival, 13 e 14 agosto, con gruppi. Il 13 agosto si esibiranno i Salva la Pezza e gli MLS, mentre il 14 agosto i Coppola Nera e i Taberna Milensis. E questi siamo. Poi il 15 agosto, per celebrare Ferragosto, abbiamo una serata con Peppe Scionti e Elisa Niceta e anche Peppe Ordile. Quindi invito tutti i ragazzi a partecipare a questo evento, che sicuramente sarà sensazionale. Venerdì c'è l'11° torneo di briscola, organizzato da quasi 11 anni. Poi il culmine sarà sabato, dove si esibiranno gli Scaccomatto, e alle 11 interverrà Cristiano Malgioglio. Quindi lascio a voi ogni commento. Ora io invito tutti a prendere parte a questa settimana di festa. Allora colgo l'occasione, ma voi l'avete già evidenziato nella vostra pagina Facebook, che in occasione del concerto di sabato, del concerto di Cristiano Malgioglio, il comitato ha istituito un servizio di bus navetta con partenza dal campo sportivo, dal campo comunale di San Pierniceto, sito in via Giacomo Matteotti, e arrivo in via Milicia, proprio a 150 metri da piazza San Rocco. Quindi invito tutte le persone a usufruire di questo servizio. E poi un invito che faccio è di comprare biglietti, perché fra le altre cose domenica c'è un sorteggio con premi bellissimi, che ora mi elenco. Al primo premio abbiamo un iPhone 15 Pro, al secondo premio un buono carburante di euro 300, il terzo premio un buono FC Servizi del valore di 150 euro, quarto premio offerto dalla ditta Calapà, un trapano più smerigliatrice, più 2 batterie, più caricabatterie, più la borsa. Il quinto premio un buono offerto da Dea Cosmetics
Cosmetic di Caterina Farele, di un trattamento per un valore di 50 euro. Quindi che dire, invito tutti a venire a San Rocco e a divertirsi. Io ringrazio a nome di tutto il comitato Niceto TV, ringrazio Antonina per la squisitezza con la quale ha presentato l'evento, e arrivederci a San Rocco. Grazie Antonio. Un'ultima cosa. Ecco. Sono stato subito richiamato, ci sarà, come ogni anno, domenica, uno spettacolo pirotecnico che sarà a cura dei fratelli Martinelli di Potenza. Sono andato bene, va bene? Vabbè, certo, questo dopo il sorteggio, va bene? Arrivederci, buona serata a tutti. Allora Antonio. Ecco, vabbè, è chiaro che prima del sorteggio ci sarà il concerto bandistico che viene eseguito dalla banda musicale di Maestro Anastasi di San Pierniceto. Ecco, e ancora ci sarà suonata la classica mezzanotte, va bene? Che tutti conosciamo. Spero veramente di non avere, poi se ho dimenticato qualcosa, sicuramente sarà mia cura intervenire un'altra volta, va bene? Buona serata. Grazie Antonio, viva San Rocco, viva San Rocco. Allora ringraziamo Antonio e ringraziamo tutto il comitato che insomma ha preparato queste tante giornate di festeggiamenti. Una domanda, chi vuole comprare un biglietto come può fare? Come vi avete un punto? Ecco. E poi durante le sere della festa qui ci sarà un tavolo dove possono comprare i biglietti. Ok. L'avvocato ha dimenticato di ringraziare anche il main sponsor della festa e glielo faccio fare a lui, così poi lo prende lui il rimprovero. Io glielo ho notato. Infatti, allora sì, io sono abituato a prendere i rimproveri di tutti. Comunque, io volevo ringraziare il Lumina Consulting con sede in Pace del Mela, via Nazionale Giammoro. Il titolare è l'ingegnere Fabio Maria Spadaro con il fratello ingegnere Antonio Spadaro. E anche ringraziare anche la farmacia De Lorenzo di San Pierniceto per il supporto che ci ha dato. Grazie a tutti voi, grazie padre e insomma non ci resta allora che salutarvi ed invitarvi, prima di salutarvi, invitarvi intanto per gli eventi. Va bene, capitano queste cose, è il bello della diretta. L'ho visto ora, mi corre l'obbligo di ringraziare il signor Salvatore Catanese che gestisce e cura l'apertura, la chiusura della chiesa, quindi anche la pulizia, tutto quello che c'è inerente alla chiesa di San Rocco. Il responsabile è il signor Salvatore Catanese, che ringrazio anche a nome del comitato. Grazie Antonio, e allora vi ringraziamo e con questi bei sorrisi al giorno prima degli eventi religiosi in onore di San Rocco noi vi salutiamo, e prima di salutarvi vi invitiamo qui da domani per l'inizio della novena e per gli eventi religiosi e per tutti gli eventi ricreativi che Antonio vi ha detto e che troverete nella locandina che noi pubblicheremo. Allora, amici di Niceto TV, insieme al comitato dei festeggiamenti di San Rocco e insieme a Padre Francesco vi salutiamo. Ciao! Viva San Rocco! Viva San Rocco!